Vi ricordate di Seba? Sì, esatto, proprio lui, il nostro nuovo amico coreano che abbiamo conosciuto in ritiro a Castel di Sangro dopo l'arrivo di Kim e che ora sta cercando di trasmettere la bellezza di Napoli e il calore dei tifosi del Napoli a tutta la Corea, grazie al suo canale YouTube che vanta numerosi iscritti. Ebbene, il buon Seba è già venuto varie volte a Napoli e in tutte le occasioni noi di Calcio Napoli 24 ci siamo offerti come cicerone per mostrargli le bellezze della nostra città, spesso legate al calcio come quando gli abbiamo mostrato il murales di Maradona ai quartieri spagnoli. Nell'ultima visita di Seba a Napoli, poco prima che dovesse ripartire per tornare a Venezia dove risiede, lo abbiamo portato con noi a vedere per la prima volta il panorama di Napoli da Posillipo, nei pressi delle 13 discese, a pochi passi dalla casa di Kim Min-jae, il suo idolo. Ebbene, la reazione di Seba è stata fantastica. Guardare per credere. Com'è qua, Seba? Com'è? Bellissimo. Da 1 a 10? Questo è 10, quindi su 10 9.9. Quindi io devo rimanere che 0.1. Per arrivare a 10. Sì, perché 10 è cielo. Cielo, giusto. Lo sai che Kim abita qui dietro? Kim. Vero? Sì, Qua. dietro, sì. Wow. Che? Bello. Bellissimo. Casa ricolorato.